Buonasera, alle principali notizie. Pestato in piazza durante una lite a Catena Nuova, nell'Ennese. Dopo 12 giorni di ricovero al Cannizzaro di Catania è morto un 23enne accusato di omicidio volontario, il movente legato a vecchi rancori tra le famiglie. A Palermo scoperto un giro di mazzette anche sui morti, chiedevano da 50 a 200 euro per rilasciare le salme dal Policlinico. In 15 tra dipendenti dell'ospedale e titolari di pompe funebri finiscono in carcere. Scandalo sanità al sistema Cuffaro, le intercettazioni tra l'ex governatore e l'assessore Amata nell'appello della procura. A Catania la droga nascosta nei bidoni dei rifiuti, nei tombini e negli anfratti dei muri del quartiere di San Berillo. Blitz della polizia, arrestate 36 persone di nazionalità africana. 4 i ladri incappucciati armati di pistola tentano la rapina in un supermercato di Catania. I dipendenti non possono aprire la cassaforte e vengono legati e derubati. Prosegue il viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 alla sua 10ª tappa in Sicilia con la tedofora Angela Grignano, gravemente ferita in un'esplosione a Parigi e costretta ad abbandonare la carriera nella danza. Calcio, amarezza Catania per il pari di ieri a Potenza. La squadra di Toscano, apparsa meno brillante di altre gare, recrimina per un gol regolare annullato a Rolfini. Eccoci, buonasera. È dunque pestato in piazza durante una lite a Catena Nuova, siamo nell'Ennese, muore dopo 12 giorni di ricovero al Cannizzaro di Catania. Un 23enne del posto è accusato di omicidio volontario. Il movente è legato a vecchi rancori tra le famiglie. Roberta Lunghi. È morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cannizzaro di Catania Salvatore De Luca, 57 anni, di Catena Nuova nell'Ennese, sposato e padre di un figlio. L'uomo era stato brutalmente picchiato il 3 dicembre in pieno centro del paese in una piazzetta frequentata dai cittadini. Le sue condizioni erano apparse immediatamente gravissime, tanto da richiedere il trasporto d'urgenza in elisoccorso al Cannizzaro. Dopo 12 giorni di prognosi riservata, De Luca non ce l'ha fatta, lasciando sgomento nel comune dell'Ennese, la cui amministrazione, in segno di cordoglio, ha annullato la premiazione di studenti meritevoli già prevista. L'aggressore, un 23enne del luogo, che al momento è a piede libero, prima indagato per tentato omicidio, ora è accusato di omicidio volontario. Durante l'interrogatorio di garanzia, il giovane si è dichiarato estraneo ai fatti. Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe nata da contrasti personali tra due famiglie. Quando i vicini sono intervenuti, De Luca era a terra ferito. Le indagini sono affidate ai carabinieri del comando provinciale di Enna, che stanno cercando di ricostruire la vicenda attraverso la raccolta di testimonianze che diventano fondamentali alla luce del fatto che l'area dell'aggressione non sarebbe coperta da telecamere di videosorveglianza. Intanto è stata disposta l'autopsia sul corpo della vittima per fare luce sulle cause del decesso. A Palermo mazzette per restituire e vestire i morti, il business dall'obitorio del Policlinico, chiesti 15 arresti che devono da 50 a 200 euro per rilasciare le salme ai familiari. Marco Gullà. Il rilascio delle salme al Policlinico di Palermo era diventato un business. Lo ha scoperto la procura, coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia, che ha chiesto l'arresto di 15 persone accusate a vario titolo di associazione a delinquere, corruzione e concussione. C'erano imprenditori funebri disposti a pagare e operatori dell'obitorio del Policlinico altrettanto disponibili a incassare delle somme, anche soli 100 euro, per sbloccare le pratiche più rapidamente. Tra questi imprenditori anche Francesco Trinca, noto operatore del settore. I dipendenti dell'ospedale, in cambio di denaro, acceleravano e oliavano le pratiche per la definizione del rilascio delle salme o delle vestizioni affidata dai familiari alle imprese funebri e la cura degli aspetti burocratici. L'inchiesta nasce a Milano, dove gli investigatori hanno intercettato uno dei titolari di pompe funebri di Palermo, incaricato da un collega milanese di occuparsi delle pratiche per il trasferimento nel capoluogo lombardo del cadavere di un uomo morto in Sicilia. Non sapendo di essere ascoltato dagli inquirenti, il palermitano ammetteva candidamente al telefono di aver dato 100 euro a un operatore della camera mortuaria, aggiungendo: perché qui funziona così.
A Palermo morire era complicato, essere seppelliti ancora peggio, non c'era bisogno dell'inchiesta di oggi. I cimiteri di Palermo per anni sono stati la vergogna dell'intera nazione, quindi tutto quello che gira intorno a questo mondo ha prodotto effetti devastanti. Noi abbiamo informatizzato le procedure, seppelliamo in giornata. Tra gli episodi finiti nell'inchiesta anche la pratica relativa alla salma di Francesco Bacchi, il giovane ucciso fuori da una discoteca di Balestrate a gennaio del 2024. Il marito di una donna deceduta invece avrebbe pagato 50 euro per vedere la salma della moglie mentre si trovava ancora nei sotterranei, prima che venisse portata in obitorio al Policlinico. Spuntano altre intercettazioni nell'inchiesta sui presunti appalti truccati in sanità e compare anche l'assessore regionale al turismo Elvira Amata a casa dell'ex governatore Totò Cuffaro. Manlio Viola. Spunta anche il nome dell'assessore regionale al turismo Elvira Amata, esponente di Fratelli d'Italia, in un supplemento di intercettazioni a casa dell'ex governatore Totò Cuffaro nell'ambito dell'inchiesta su presunti appalti truccati in sanità e non soltanto. L'intercettazione in questione è del gennaio 2024 e gli inquirenti l'hanno inserita nel ricorso al Tribunale di riesame contro la decisione del GIP di cassare uno dei 2 motivi di arresto per Cuffaro e disporre i domiciliari soltanto per 3 persone, fra cui Cuffaro, sulle 18 per le quali era stata avanzata la richiesta. La Procura ha rinunciato a 2 di quei provvedimenti ma chiede che vengano emessi tutti gli altri 16. La discussione intercettata è fra Cuffaro, l'assessore Amata e il manager dell'Aspe di Siracusa Caltagirone, che all'epoca non era stato ancora nominato. Verte proprio sull'inserimento di Caltagirone nella terna dei papabili. Fra le altre intercettazioni poi ci sarebbe la prova, secondo la Procura, di un favore fatto al manager da Cuffaro, che si sarebbe occupato del trasferimento della moglie, che non si sentiva più a proprio agio nel proprio posto lavorativo. Uno spostamento fra l'AST, l'azienda siciliana trasporti, e la SAS, la società servizi ausiliari Sicilia, guidata da un fedelissimo di Cuffaro. L'interessamento dell'ex governatore, prima nel far nominare Caltagirone ai vertici dell'azienda, poi nell'aiutare la moglie, sarebbe stato per l'accusa finalizzato a potersi poi garantire la fedeltà del manager. In cambio degli aiuti, Caltagirone avrebbe favorito una società sponsorizzata dal suo referente politico, la Dussmann, nell'aggiudicazione di un appalto, sostiene l'accusa, che chiede di tornare a configurare il reato di corruzione per Cuffaro e non in semplice traffico di influenze e di disporre l'arresto anche per Caltagirone. A Palermo una tennista ventenne ha denunciato di essere stata molestata nello spogliatoio del circolo del tennis da un 42enne. Il circolo ha deciso così la radiazione del socio nel corso di un'assemblea con 108 i voti favorevoli e l'espulsione definitiva e 101 quelli contrari. Azzerata dalla polizia una piazza di spaccio a Catania nel quartiere di San Berillo Vecchio. 30 indagati, tra i quali 36 finiti in carcere. I push erano tutti africani. La droga era nascosta anche nei bidoni dei rifiuti. Roberta Lunghi. Catania, quartiere San Berillo Vecchio, scenario di una piazza di spaccio consolidata da anni nel cuore della città, concessioni di droga per 24 ore al giorno. Gli acquirenti venivano accompagnati in punti ben precisi del quartiere per la contrattazione e poi la definitiva cessione dello stupefacente, cocaina, crack, marijuana e hashish, in dosi accuratamente celate in vari luoghi, fessure dei muri, bidoni dei rifiuti, tombini. Migliaia di episodi documentati dagli investigatori grazie alle immagini delle telecamere sul territorio hanno portato a un'operazione della polizia che ha arrestato 36 persone, tutte di origine africana. Altri 2 indagati sono stati sottoposti a divieto di dimora e obbligo di permanenza notturna. Le indagini coordinate dalla Procura e condotte dalla squadra mobile di Catania hanno documentato la struttura dell'attività criminale, scoprendo anche dei fornitori catanesi che garantivano rifornimenti rapidi per non interrompere l'attività. Tra i reati contestati, oltre alla droga, anche rapine ed estorsioni ai danni di assuntori e l'utilizzo di motoveicoli rubati con accusa di ricettazione. In un caso documentato, la vittima di una rapina è stata ridotta in stato di incapacità dopo aver assunto droga e costretta a pagare 320 euro per riavere il proprio cellulare. Sequestrati chilogrammi di stupefacente e recuperate centinaia di dosi. Ulteriori 16 persone sono state poi arrestate e 12 denunciate per detenzione ai fini di spaccio.
Assalto armato in un supermercato catanese questa mattina all'alba. 4 banditi incappucciati e con le pistole hanno sequestrato 2 dipendenti e anche che volevano che aprissero la cassaforte. Non riuscendoci, li hanno legati, minacciati e prima di fuggire li hanno persino derubati dei loro soldi. Eva Spampinato. Catania si sveglia sotto shock per un assalto armato che ha il sapore di un vero e proprio sequestro lampo. Poco prima dell'alba, nel silenzio di via Sabato Martelli Castaldi, vicino al viale Mario Rapisardi, 4 uomini incappucciati e armati di pistola hanno preso di mira il supermercato Eurospin. L'obiettivo era la cassaforte e per arrivarci i 4 uomini hanno sequestrato 2 dipendenti incaricati dell'apertura. I 2 dipendenti sono ancora sotto shock ma stanno bene. Questa mattina all'alba sono stati intercettati da 4 banditi quando si trovavano qui alle spalle del supermercato nella zona del magazzino. Sono stati costretti ad aprire e entrare in cerca della cassaforte. Appena varcata la soglia, l'incubo sotto la minaccia delle armi, i lavoratori sono stati immobilizzati e legati con fascette di plastica. I rapinatori pretendevano le chiavi della cassaforte ma i dipendenti non le avevano. Così è iniziato il tentativo di forzarla con un flex, ma senza successo. I 2 dipendenti non hanno visto in volto i malviventi anche perché li costringevano a stare con la testa bassa, ma hanno riferito che parlavano con un chiaro accento catanese. E poi un altro dettaglio inquietante: i banditi sembravano alterati, come se fossero sotto effetto di sostanze stupefacenti. Prima della fuga, l'ennesima violenza, i 4 uomini hanno rubato ai dipendenti i pochi soldi che avevano in tasca. Questi sono stati poi liberati da 2 colleghi arrivati per il turno di mattina, sconvolti dall'immagine che si sono ritrovati davanti. Un sequestro lampo che poteva finire in tragedia e che adesso è al vaglio dei carabinieri. Sequestrate le immagini delle telecamere di sicurezza. Falsi di lusso venduti sui social. Lo showroom era una villa con piscina a Siracusa. Il titolare girava in Lamborghini. Desiree Ferlito. Un sofisticato sistema di vendita di prodotti contraffatti, alimentato da dirette sui social network da un sito internet appositamente creato. È stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Siracusa al termine di un'articolata indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica. 3 i responsabili denunciati per ricettazione, migliaia gli articoli falsi e i beni mobili sequestrati, oltre che denaro per circa 300.000 euro e una Lamborghini Urus a disposizione del titolare dell'attività fraudolenta. Secondo quanto accertato, nell'abitazione del principale indagato, una villa con piscina, venivano esposti, pubblicizzati e messi in vendita capi di abbigliamento, borse, portafogli, orologi e accessori riportanti marchi delle più note griffe di alta moda, tutti rigorosamente falsi. Gli indagati trasmettevano in streaming sulle piattaforme TikTok e Instagram dirette seguite da centinaia di clienti. In pochi mesi il portale era diventato virale, attirando numerosi acquirenti e facendo lievitare ulteriormente i profitti dell'attività illecita. L'indagine ha fatto emergere anche che 2 indagati, a fronte della loro fiorente attività illecita, avevano indebitamente percepito il reddito di cittadinanza, presentando dichiarazioni anch'esse false. Breve pausa e poi una sintesi delle attività dell'ASP di Catania. Case e ospedali di comunità, investimenti targati PNRR, abbattimento delle liste d'attesa, il ruolo dell'informazione, tempo di bilanci per l'ASP di Catania. Tonino De Mana. Abbattimento delle liste d'attesa, investimenti targati PNRR, case di comunità, ospedali di comunità ed il ruolo dell'informazione che serva da confronto e da interfaccia con l'utenza. L'appuntamento per lo scambio di auguri con la stampa per l'ASP di Catania è un momento utile per stilare un bilancio di fine anno. A tracciarlo è il direttore generale Giuseppe Lagangasenzio. Riusciremo a raggiungere il target di riferimento con le 28 case di comunità che realizzeremo in ambito provinciale, con i 10 ospedali di comunità. Siamo già partiti quest'anno con la prima casa di comunità hub pilota, che è quella del San Luigi, che sta dando dei risultati importanti in termini di presa in carico del paziente cronico e non solo. Abbiamo lavorato pienamente sulle liste d'attesa, non solo rafforzando quello che io definisco l'equità di accesso, quindi la possibilità che tutti i cittadini possono trovare una risposta all'interno del sistema sanitario pubblico, ma concentrandoci principalmente su quello che è il tema del rafforzamento dell'offerta,
ma principalmente su quello che è il tema dell'appropriatezza della domanda. Diciamo che sulla scelta e revoca del medico siamo molto soddisfatti perché rappresentava una delle problematiche più importanti di questa ASP. Oggi riusciamo a dare una risposta nelle 24 ore. Tempo di bilanci ma anche di progetti per il nuovo anno. Abbiamo l'obiettivo sul 2026 che è quello del potenziamento dei servizi all'interno delle case di comunità. Ci concentreremo principalmente sull'applicazione del DM77 che sarà il nostro obiettivo principale attraverso il rafforzamento dei servizi, la territorialità e la proattività. Incrementare le vaccinazioni, questo un altro obiettivo per il 2026. Prosegue il viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 alla sua 10ª tappa. Oggi protagonista Trapani con la tedofora Angela Grignano, gravemente ferita in un'esplosione a Parigi, costretta ad abbandonare la carriera nella danza. Alle 18 la torcia olimpica è arrivata a Palermo. Laura Spanò. È stata un'emozionata Angela Grignano, la prima tedofora a dare il via al viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 a Trapani. Angela il 12 gennaio 2019 era a Parigi, in Rue de Treville, quando una fuga di gas provocò un'esplosione che causò 4 morti e centinaia di feriti, tra quali gravemente anche lei. Un incidente che vanificò il suo futuro nella danza. Angela, dopo 10 interventi chirurgici quest'anno, ha messo da parte la stampella e proprio in coincidenza è arrivata la nomina a tedoforo. Diciamo che ho dormito pure poco, può sembrare assurdo, esagerato. Tra l'altro poco fa quando abbiamo fatto il briefing con i ragazzi dello staff, loro proprio calcano questa cosa per dire: ragazzi, è un momento unico, godetevelo, vi sentirete dentro una bolla, è una cosa davvero importante, vivetevi ogni passo. E io a maggior ragione dopo 7 anni che ero accompagnata da una stampella, quest'anno sono tornata a vivermi i passi e non ho più a contarli, perché prima li contavo perché per il troppo dolore cercavo di contare i passi per avere contezza. Oggi ho smesso di contare i passi e di viverli invece. Con lei a portare alla fiamma altri tedofori giunti da tutta la provincia. La Fiamma Olimpica ha percorso una parte della città tra 2 ali di folla festante. Qualsiasi tipo sia la sfida, l'audacia della fiamma può dare la carica giusta e la luce, perché nel buio secondo me prima o poi la luce spunta. Quindi cerchiamo quella luce sempre, senza avere timore. Nella mattinata la Fiamma Olimpica era arrivata prima al parco di Selinunca, a Castelvetrano, poi a Mazara del Vallo, era passata per Marsala fino a giungere a Trapani, da dove è partita la volta di Palermo, dove ad attenderla ci saranno altri tedofori. Breve pausa, poi il calcio con l'incontro di Potenza-Catania che finisce 1-1. Eccoci al calcio, Potenza-Catania finisce 1-1, gol nel giro di 1 minuto di Forte e Bruschi, prestazione poco convincente del Catania che recrimina per un gol regolare annullato a Rulfini, inviato Marco Carli. Un pari e tanta rabbia per la prestazione che doveva essere migliore, vista anche la superiorità numerica, e per un finale assurdo che ripropone le discussioni sull'FVS e le sue applicazioni, ma soprattutto porta ad un gol di Rolfini annullato ingiustamente. Il Catania, ancora primo ma raggiunto dal Benevento in vetta, fa 1-1 a Potenza. La partita si decide in 1 minuto. Prima Forte al 7° gol stagionale dà il vantaggio ai suoi su corner di D'Ausilio. 60 secondi dopo, Bruschi pareggia in diagonale su assist di Mazzeo. Lo stesso Bruschi si fa espellere qualche minuto dopo per un brutto intervento su Di Gennaro. Il Catania, in superiorità numerica, si presenta spesso lì davanti, ma di grandi occasioni se ne vede una sola, doppia con Lunetta. Prima bravo Cucchietti, poi tiro fuori sulla ribattuta. Più veemenza, più cattiveria nell'area di rigore, però c'è amarezza perché oggi meritavamo di portare a casa i 3 punti per tanti motivi. Non siamo riusciti a portarli. L'episodio, in un convulso e lunghissimo finale con continue richieste di revisione, diventa decisivo. Al Catania manca un gol regolare annullato a Rolfini per fuorigioco inesistente. Abbiamo rivisto e rivisto l'azione del gol, era non regolare di più e quindi sono amareggiato sinceramente come tutta la squadra, e comunque abbiamo portato a casa una partita importante. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buona serata.